Bentrovati, sono Silvio Di Giusto, lo chef del ristorante Costantini di Collato di Tarcento e presidente provinciale della FIC. Vado a proporvi un lombo di capriolo in crosta di pistacchi con un gnocchetto di farina e spinaci, una mela con una confettura di lampone e cannella e una salsa vino rosso con delle ciliegie. Andiamo a preparare il lombo, lo saliamo, lo pepiamo, nella pentola mettiamo aglio e timo e andiamo a rosolare il lombo. Adesso andiamo a mettere la senape e a passarlo nel pistacchio. E andiamo a infornare. Ora andiamo a preparare i gnocchetti di farina e purè di spinaci per accompagnare al lombo di capriolo. 200 g di farina, la purea di spinaci pronta, che andiamo a versare dentro la piccola zuppiera, 2 uova intere, del sale, andiamo ad amalgamare il tutto, se serve mettiamo del latte freddo. Questo composto lo lasciamo riposare per 15 minuti, nel frattempo che si prepara il nostro lombo. La mettiamo da parte e lo facciamo riposare. Nel frattempo prepariamo le mele. Andiamo a pararlo. Tagliamo a metà. Leviamo il torsolo, dove andremo a mettere dentro la confettura di mirtilli che ho precedentemente preparata. Andiamo a cucinarle 1 minuto in microonde. Andiamo a preparare la salsina. Io precedentemente avevo già preparato della salsa vino rosso. Andiamo a rosolare le nostre ciliegie, che saranno ad accompagnare il nostro capriolo. Aggiungo la salsa già preparata. Lasciamo da parte la salsa per quando sarà il momento di metterla sul piatto. Prendiamo il composto precedentemente preparato e andiamo a preparare i nostri gnocchetti. Ora andremo a saltarli nel burro. Andiamo a mettere il burro nella nostra pentolina, prendiamo i nostri gnocchetti, li saltiamo per dargli gusto e possiamo andare a impiattare il piatto. Mettiamo la mela, la confettura, i nostri gnocchetti, prendiamo 3 fettine di lombo
di capriolo. E ci mettiamo la salsa alle ciliegie. E il piatto è pronto per poterlo mangiare. Questo è un piatto autunnale, un piatto che per conto mio andrebbe bene un pignolo perché si addice la sua morbidezza e la sua corposità per poterlo affiancare a questo piatto.